Buonasera, bentrovati da Marco Angileri, nuova puntata di F Motori, il magazine settimanale del motorsport su Telefriuli. Nella prima parte saremo presenti nella pista di Tolmezzo, pista di guida sicura assieme ai ragazzi della Rock and Road Racing, e poi nella seconda parte Flavio Zamò ci racconterà come si fa a correre il Tourist Trophy con un motorino. Partiamo con le notizie di quello che è successo lo scorso fine settimana. Il toscano Simone Fagioli su Norma M20 Zeit ha vinto la 48esima edizione dell'Alpe del Nevegal di domenica 31 luglio. Secondo nella gara veneta valida per il campionato italiano velocità in montagna Luigi Fazzini su Osella P20 Turbo. Terzo Francesco Conticelli sulla Nova Proto 01. Tra i piloti del Friuli Venezia Giulia in evidenza il pordenonese Stefano Paronuzzi che conquista la classe E1 2000 con la Peugeot 205. Due secondi posti arrivano rispettivamente dal triestino Carmelo Fusaro del centro revisioni in classe N2000 su Honda Civic Type R e da Fabiano Peressutti della scuderia cividalese Red White su Clio in classe RS 2000. Nella classe Pro DS 1600 terzo il triestino Alberto Agosti del centro revisioni su Honda Civic, seguito al quarto posto dal tolmezzino Andrea Crivellaro su Peugeot 106 con il figlio Nicola Crivellaro, autore di un'ottima gara di esordio nella stessa classe. Secondo posto per il pordenonese Alessandro Paronuzzi in classe Prod E2000 su Renault Clio Williams, mentre sfiora il podio Carlo Zinutti in classe Prod E1400 chiudendo al quarto posto. In una classica domenica d'estate siamo passati in pista a Tolmezzo a trovare i ragazzi della Rock and Road Racing, un circuito dalle dimensioni contenute, l'ideale per la scuola di pilotaggio e per i corsi di guida sicura, per chi muove i primi passi sulle due ruote, ma anche per chi vuole perfezionare la propria guida sportiva in piena sicurezza con un team di veri professionisti. Siamo in pista a Tolmezzo con Barry Rivellini, andiamo un po' a ripercorrere questa parte di stagione agonistica, poi parleremo anche di quella che è la situazione dei corsi per quanto riguarda sia qua a Tolmezzo ma un po' in tutta Italia che te segui come Rock and Road Racing. Innanzitutto un grande saluto a tutti i spettatori di Telefriuli, mi mancate, è un po' che non ci vediamo, ma per quanto riguarda la situazione in generale qui a Tolmezzo, abbiamo fatto direi una stagione fantastica perché abbiamo messo in cantiere più di 22 date di corsi di guida sicura e di guida sportiva oltre che di prove libere, grazie anche al clima e soprattutto al fatto che adesso manca un attimino di attività. Abbiamo avuto sempre full sold out e questo ovviamente ci riempie di piacere e anche di orgoglio per il lavoro che stiamo facendo. Allora, la stagione agonistica della velocità in salita, andiamo un po' a ripercorrere le varie tappe di campionato. Ma stavolta devo dire che purtroppo quest'anno non siamo stati come sempre così competitivi come negli ultimi anni, infatti siamo reduci da 2 terzi posti in campionato negli anni precedenti, un secondo posto nel 2020 che è stato un anno orribilis per tutti credo, ed è stato un anno in cui questo secondo posto nel campionato italiano delle Naked mi ha dato un'enorme soddisfazione perché abbiamo dovuto lottare come tutti contro grandissime difficoltà e essere riuscito a sopperire i problemi diciamo con grinta e nervo è stata una delle cose che mi ha dato più soddisfazione. Quest'anno abbiamo voluto cambiare totalmente perché dopo 6 anni con la stessa moto abbiamo voluto prendere un gioiello sempre Ducati ovviamente con cui io sono legato a doppio filo, la Street Fighter V2. Ho scelto la Street Fighter V2 al posto della V4 perché sono convinto che nel nostro tipo di gare
la potenza della V4 sia addirittura troppo esuberante e ho preferito mettermi in discussione con una moto che magari ha sicuramente meno cavalli di quelli dei miei avversari, ma sono convinto che possa diventare molto molto competitiva. Quindi devo dire, io sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto, anche perché ora mi hanno promesso degli aggiornamenti che arriveranno direttamente dal reparto corse e la speranza di fare una stagione di nuovo ad altissimo livello nel prossimo anno è quella che abbiamo, anche perché quest'anno abbiamo voluto fare questa scommessa perché abbiamo anche numerosi altri impegni, addirittura oltreoceano, perché ad agosto avrei dovuto andare a fare una gara negli Stati Uniti, purtroppo per alcune questioni pratiche non è stato possibile e non andremo, ma a ottobre debutteremo in Messico con una corsa stradale che è, a livello internazionale, è una delle top. Ho iniziato credo a 46-48 anni, è stata un'esperienza che mi ha cambiato, mi ha portato questa grandissima passione, oltre a delle conoscenze che ho messo in campo così praticando con fatica all'inizio ma con estrema soddisfazione poi. È fondamentale poi avere la persona giusta per comunicare le giuste sensazioni e l'esperienza soprattutto da portare poi prima in pista per il corso e successivamente sulle strade di tutti i giorni per un motivo non solo di sicurezza ma anche di divertimento. Fondamentale è l'aggettivo semplicemente perfetto, perché se non si viene in pista e non si trovano degli istruttori con la capacità di comunicazione, la pazienza, la passione e anche la fiducia che ti possono trasferire come Barry e i ragazzi del suo team, non si va da nessuna parte. Poppy prima con piacere sentivo la sua intervista, la capacità di interazione con la moto, di frenare, della traiettoria, di evitare l'ostacolo. Sono tutte cose che noi facciamo divertendoci in pista ma che sono dopo fondamentali se succede qualcosa sulla strada. Tu hai una moto che può garantire prestazioni di un certo tipo, perciò è fondamentale anche in quel caso riuscire a conoscere, ma riuscire a conoscere anche delle tecniche di guida. Assolutamente sì, una Yamaha R1, delle moto stradali, ho lo scooter e posso dire con sincera tranquillità che bisogna fare i corsi non quando si ha delle moto potenti ma quando si va su due ruote sulla strada. Roberto, tu sei fresco di questo corso ma arrivavi già immagino da altre esperienze con la moto, ma cosa è cambiato? È cambiato parecchio perché ti migliora tanto nell'impostazione, ti aiuta tanto a capire la moto che hai, la frenata, l'entrata in curva, le sensazioni, una sciocchezza, la posizione in sella, sono cose che ti cambiano totalmente la guida, la frenata soprattutto, la frenata non pensavo, io sbagliavo tutto prima. È chiaro che questo comporterà anche maggiore sicurezza per te sulle strade di tutti i giorni. Assolutamente, anche perché mi hanno spiegato una chicca che io facevo regolarmente in strada e che ho scoperto che potevo rimetterci il piede praticamente, cioè una sciocchezza che però se non c'è uno che sa, che l'esperienza che ti dice, non ci arrivi, lo fai e basta perché vai in moto, perché lo fai e così, basta, tutti facciamo così. Ci sarà una continuazione in futuro di altri corsi, magari a uno stato più avanzato, oppure può bastare a tuo avviso questo? Se uno entra che non ha pretese, vuol farsi il giretto in pista secondo me, senza stare là a guardare tanto il cronometro che o cosa, ti può anche bastare. Se uno magari dice, beh dai mi metto un po' in gioco, provicchio andare più veloce, magari provo a misurarmi un po', forse ci sarebbe, so che fanno un altro corso più avanzato, forse quello sarebbe carino farlo. Io sto pensando magari l'anno prossimo, vediamo come va. Intanto quest'anno quello che ho imparato. Mario, qualche anno fa un corso proprio qua con Barry Rivellini, poi piano piano hai imparato veramente soprattutto a mettere in pratica quello che dalla pista si trasforma in strada. Sì, ho fatto il primo corso qua e poi ne ho fatto anche un altro l'anno dopo di perfezionamento della tecnica. Poi ho frequentato qualche pista anche all'estero, tipo Brno, Rijeka, così. Poi una volta che entra la passione è difficile tirarsi indietro. La passione spazia anche, sei un Ironman, perciò tante competizioni estreme.
Allora lì mettiamo una parentesi, sono un ex Ironman, ormai sono dal 2018 che non faccio più competizioni, cerco di tenermi sempre allenato, però non faccio più competizioni. Ironman ne ho fatti 21, che sono tanti, ne ho vinto uno in Galles di categoria e sono andato a fare i mondiali alle Hawaii, ecco. Quindi quando ho toccato il top poi mi sono ritirato. Allora, uno degli insegnamenti basilari è stato sulla frenata. Proprio il primo corso che ho fatto qua, in mezz'ora io ho ridotto dal tempo di reazione e di frenata del 30%, che vuol dire andare a sbattere o salvarsi le chiappe. Appena uscito dalla sessione di prova, le sensazioni? Ecco, buone, belle, si mettono in pratica le cose che si imparano, le cose che insegna Barry tramite la scuola. Marco, eri in un punto strategico della pista dove si fa, direi, la frenata sicuramente più importante, e noi lo facciamo adesso con un sorriso, con entusiasmo, con divertimento, ma quello che sta dietro questa frenata noi inconsciamente lo mettiamo in pratica sulla strada ogni giorno, ed è da questo che parte il mio più caloroso invito verso tutti i motociclisti con esperienza, neofiti, appassionati, di venire a fare i corsi, perché qui si impara veramente a guidare. Grazie. Ma i corsi sono il nostro fiore all'occhiello e ormai abbiamo uno staff che è veramente al completo, perché la Rock and Road si avvale ormai di ben 12 istruttori professionali che sono stati diplomati AXI e CONI, e sono molto soddisfatto perché io quest'anno in prima persona, come sempre, faccio solo ed esclusivamente i corsi DRE, mentre invece il mio team, la Rock and Road, continua con la sua scuola e porta avanti un po' i nostri principi di sempre, ovvero cercare di offrire il massimo con dei prezzi accettabili a tutti. E devo dire che quest'anno in particolar modo si vede che anche 2 anni di quasi stop totale di questo tipo di attività, quest'anno abbiamo avuto dei riempimenti a dismisura di tutti i corsi, al punto stavo commentando proprio poco fa con i miei istruttori di guida sicura che non abbiamo mai avuto una risposta così alta sui corsi di guida sicura. Sui corsi di guida sportiva abbiamo sempre avuto un'enorme richiesta e non sono certo una sorpresa, ma quelli di guida sicura quest'anno sono stati una bella, piacevole sorpresa, anche perché noi abbiamo sempre spinto tanto per questo tipo di corsi che danno tanta sicurezza in più per la strada, e vi garantisco che sono un mezzo incredibile per evitare tanti incidenti e tante disgrazie. Poi la componente femminile è fondamentale nei corsi. Ebbene sì, adesso questa è una tradizione che dura da anni. Il 22 di maggio qui a Tolmezzo abbiamo fatto quello che noi chiamiamo WOW, ovvero Woman on Wheels, che è una giornata dedicata esclusivamente alle donne, che non sono mai escluse da tutte le altre iniziative, anzi sono ben volute. Anche ieri e nell'ultimo appuntamento c'erano delle ragazze o delle signore e signorine che ci hanno dato il piacere di partecipare ai nostri corsi. Ma quello è una tradizione che abbiamo noi ogni anno, e offriamo alle ragazze la possibilità di frequentare un corso professionale a metà prezzo, grazie anche a noi che praticamente ci togliamo tutto quello che sono i nostri rimborsi, eccetera eccetera, e lo facciamo. La verità che è bellissimo essere lì, parlare 10-15 donne che ti ascoltano, è una soddisfazione impagabile, e i loro amorosi mariti eccetera eccetera per una volta devono stare zitti e al limite fare gli ombrellini. Quindi scherzi a parte, è una giornata veramente bellissima di festa che solitamente crea dei gruppi che vanno avanti anche per anni. Passiamo al mio secondo grande amore, il Malanga Testarossa.
Il nome già si capisce per cosa è stato chiamato così, unico motorino che ha la testa rossa. Ed è una particolarità perché è stato suggerito dal tecnico che ha collaborato alla costruzione del motore, che precedentemente aveva lavorato in Ferrari, cioè i famosi testa rossa. Questo qui, a mio avviso, è stato il motorino più bello degli anni che furono. Quando è uscito questo modello ha fatto diventare vecchi tutti gli altri motorini di 10 anni. Naturalmente con questo look tricolore, con questa testa rossa, con le soluzioni di ciclistica, pedane arretrate, tutte queste cose qui, forcella idraulica davanti in certi modelli, parafanghi cromati, aveva qualcosa di fascinoso. Era il Porsche, questo era il Ferrari, l'Italjet, questo qua era il Porsche. Di conseguenza sono stato anni a guardarlo dalle vetrine. E cosa è successo? Avendo uno, tenuto proprio da quando ero ragazzino, e deciso di restaurarlo. E anche qui ricerche, eccetera, a parte che c'era un sacco di materiale già originale, però certi particolari non li avevo ancora trovati, e finché ho finito il restauro. Ok, andiamo a finire perché questo motorino qua è diventato importantissimo nel mio percorso di vita motociclistica. Perché mi ha accompagnato all'Isola di Man. Per chi non lo sapesse, è famoso perché all'Isola di Man ogni anno viene svolta quella famosa competizione chiamata Tourist Trophy, che ha più di 110 anni. E nel 2007, in occasione del centenario, ero già stato a fare un giro in moto e ero rimasto folgorato da questa gara qui. Cos'è successo? In un raduno del 2011 ho fatto un annuncio ironico e ho detto: guardate che nel 2012 un gruppo di piccoli bastardi, che fa parte del nostro clan, andrà all'Isola di Man per presenziare al TT. A un certo punto c'è stato un vociferare, un brusio e poi un applauso. E cosa è successo? Che a un certo punto viene Giorgio Cialino, il presidente dei piccoli bastardi, e mi dice: ma che razza di cosa hai visto? Che cosa ti sei inventato? Ma chi vuoi che venga? Ma sei fuori? Lo guardo dritto negli occhi e gli dico: Giorgio, ma perché no? Tutto si smatta in Furlan. Ok, 10 giorni sono arrivate telefonate da tutte le parti. Allora siamo pronti, partiamo? Sì, c'è. Cavolo, cosa facciamo? Organizziamo? Sì, ma come organizziamo? Dove andiamo? Cosa facciamo? Insomma, a un certo punto è cominciata la macchina delle organizzazioni. Questo Giorgio Cialino si trova a fare un servizio fotografico in un raduno verso Reggio Emilia. A un certo punto c'era il banchetto della Cine Hollywood, quella che fa tutti i CD motoristici o di tutto, e aveva riservato un angolo al ministro del turismo dell'Isola di Man per pubblicizzare il TT. A un certo punto va lì e dice: senta, se noi venissimo via con 10 motorini, ha fatto tutta la presentazione eccetera, e saremo presenti, riusciamo a fare un giro nella parata storica? Sto qua, aspetta un momento, chiama, a un certo punto, ok, bene, siete già inseriti nella parata storica? Cavoli, benissimo, e ancora riusciamo anche a farvi un servizio, eccetera, bene. A fianco a lui c'era Ugo Passerini, il vice direttore di Inmoto, e fa: ho capito bene, volete andare all'Isola di Man con i motorini? Sì, ecco. Allora la Conti Editore mette a disposizione il furgone, vi portiamo via noi e vi seguiamo in tutto il servizio. Cosa unica. Ed è successo che i motorini sono partiti col furgone, 10 motorini stivati in modo incredibile, e noi abbiamo preso l'aereo e ci siamo tutti ritrovati all'Isola di Man facendo una tappa all'Ace Café di Londra, che sarebbe la mecca del motociclismo, io dico britannico, ma è diventato mondiale. Chi passa in moto per Londra è impossibile che non vada all'Ace Café, perché ha una storia incredibile, che ve la racconterò un'altra volta. Ok, arriviamo all'Isola di Man con questi motorini, a un certo punto cominciamo a fare i primi preparativi, insomma si parte a fare questo giro, andiamo alla partenza e di conseguenza vado alla direzione di gara e gli dico: eccoci qua, siamo noi piccoli. Ah bene, ok, sì, ok, che benissimo. Gli ho lasciato un po' di foto. Il giorno dopo
per Radio TT, che è la emittente che viene seguita da tutti in quel periodo del TT, viene fatto questo annuncio. Faccio una sintesi. Siamo lieti di annunciarvi che sull'isola sono sbarcati 10, l'ho detto sparkling, no, frizzanti piloti di una certa età e hanno portato dei cinquantini che non li avevamo mai visti. Ringraziandoli che ci fanno conoscere un pezzo di storia motociclistica italiana che noi non conoscevamo, gli auguriamo una buona permanenza e speriamo di vederli in giro per le strade dell'isola. Bene, partiamo. Non riuscivamo a fare più di 1,2 chilometri che venivamo fermati in corsa da camion che ci sorpassavano, gente che ci fermava, ai distributori, frotte di gente che uscivano perché è stato fatto un annuncio per vedere questi cinquantini. Incredibile, perché a un certo punto in ogni posto dove arrivavamo, nei bar eccetera, sentivano l'urlo intanto delle marmite espansione perché toglievamo il silenziatore e andavamo via. Perciò immaginarti 8-10 motorini come urli e arrivavamo a un certo punto, non avevamo tregua. Vi posso dire che in centro ad Aglas, quando stavamo attraversando il centro e dovevamo arrivare ai semafori e si ripartiva, a un certo punto un vigile, vedendoci arrivare, ha cominciato a fare così, a urlare fantastic, magic, incredible, ecco, che qui non credo ci accolgano con questo entusiasmo, anzi diranno cosa fa quel vecchietto lì che ha rubato al nipote il cinquantino. Bene, abbiamo fatto questo giro e a un certo punto ci presentiamo a questa parata storica. Mi arriva lì un signore e mi dice, lei è il responsabile? Sì, sono io, venga che c'è il direttore di gara che vuole parlarle. Va bene, vengo. E mi dice, senti, quanti siete? In 10? Sì, ma veniamo solo in 8 perché c'è un Morini Corsarino che non corre, l'altro non vuole fare perché un Garelli che fa 50 all'ora non viene. Ok, ma sentite, quanto fanno i vostri motorini? Sì, non è che fanno 50 all'ora, sì, 70, 80, 90, 100, ok, va bene. Ma allora, mettiamo il caso che vi faccio partire per primi. Partite i primi 10, a un certo punto andate. Poi il gruppo dopo di voi parte dopo un minuto di voi e sono altri 20, sono tutte con le moto da gara, da competizione. Quando arriveranno dove siete voi vi portano via, perché questi qua arrivano in piena, è un giro a vita persa. Non mi fido a farvi partire per primi. E allora vi faccio partire per ultimi. Ok, vi faccio partire per ultimi, questi qua vanno via in bomba, finiscono il giro, io ho l'ordine di aprire le strade 20 minuti dopo la fine del giro. Voi dove vi trovate? In giro per l'isola, non posso farvi partire. E ho detto, allora cosa facciamo? Posso dare uno spunto? Sì. Allora facciamo una cosa, ci faccia partire, facciamo la partenza, facciamo la discesa di Brahil, famosa, arriviamo alla prima rotonda, ci portiamo a sinistra e ci buttiamo fuori. Mi guarda in faccia, mi fa, promesso? Certo, sure, sì. Promesso 2 volte, sì, va bene, e siamo partiti con questa animo da competizione, perché figurati, partire dal TT, prendere la discesa di Brahil, famosissima, e a un certo punto andare giù in mezzo a migliaia di persone che hanno cominciato a fare il putiferro, a sentire questi motorini, e abbiamo visto il nostro momento di gloria. Nero per